Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto la mascherina principale, oggi il titolo non si fanno miracoli. Perché questo titolo? E prima di dirvi perché questo titolo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare sui gruppi Facebook e nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera abbiamo gli studi di esoterismo alle ore 20:30. Se vi scappa anche un bel super like è sempre ben accetto. Bene, iniziamo un po' con questo carrellata che vi voglio dire. Perché? Perché ci contattano persone, mi contattano persone in PVT che arrivano un pochettino, non diciamo fracassate, ma che non hanno le idee ben chiare. Hanno fatto magari qualche errore e magari non solo qualche errore, ma molti più di qualche errore, e arrivano proprio alla frutta, diciamo che sono al dessert, no? E quindi è chiaro che non è che si può pretendere che con un circuito radionico, scusate, la vostra vita cambia. Ci vuole un'impostazione forte, bisogna fare dei lavori forti sul proprio essere. E questo perché? Perché lo vediamo anche nella realtà comune. Cioè, se voi guardate Venezia, faccio un esempio, se voi guardate Venezia, che è stata costruita e nel suo massimo splendore è arrivata dal 700 al 1100, quando questi hanno cominciato a costruire, l'età media era sui 30 anni, le persone praticamente non avevano vitamine e cibo, e a 20 anni molto probabilmente il 70-80% delle persone non avevano quasi tutti i denti. Eppure hanno costruito per 300 anni questa città sulle isole costruite, e queste isole sono delle palafitte di legno, e lì non è che avevano praticamente delle strumentazioni come hanno oggigiorno, lì era tutto braccia e barche a remi. E quindi lì ci hanno messo 300 anni per tirare su questa città. Adesso una persona non è una città, però insomma dovrebbe incominciare a capire che se vuole costruire qualcosa deve lavorare sodo. Non è che può pretendere di telefonare a un esoterista e che questo esoterista con una bacchetta magica possa risolvere i problemi, soprattutto se ha fatto dei grandissimi errori di valutazione nella propria vita. Quindi è chiaro che ci vuole, come ho già spiegato in altre pillole, almeno 9 mesi per qualsiasi caso. Cioè, non è, mi spiego meglio, cioè non è che se voi allenate a una persona dovete pensare che basta una candelina, un colpo di spada e la cosa si risolve. Dovete pensare che ci vuole un duro lavoro, perché se per Venezia, tirare su una città, ci hanno messo 300 anni in un'era in cui le persone vivevano massimo 30 anni e a 20 anni erano già praticamente cieche perché non avevano vitamine e quindi non potevano neanche vedere, praticamente il 70% della popolazione erano dei residuati bellici. Voi dovete pensare che se voi in questa società odierna avete tutte queste possibilità, però dovete anche impegnarvi a costruire qualcosa per il vostro futuro. C'è gente che arriva da sottoscritto a 50-60 anni e ha dietro una carrellata di errori uno più grosso dell'altro e pensa che con un circuito radionico, vi faccio un esempio, può vincere un concorso di qualsiasi tipo oppure può conquistarsi una persona. Non è così che funziona, ci vuole una pianificazione, uno studio, una ricerca e poi si valutano le varie possibilità, ma ci vuole anche un cambiamento di attitudine della persona. Non è che dovete pensare che esiste solo gli Harry Potter, esistono anche situazioni in cui nella realtà bisogna incominciare a guardarci. E nel senso che gli Harry Potter va bene per i film, ma poi al lato pratico bisogna pianificare, studiare e vedere cosa fare, ma prima di tutto bisogna anche cambiare attitudine e credere in quello che si fa. Perché se no è vero che non costruirete mai una Venezia, però almeno potete rendere la vostra vita un pochettino più brillante. Vi dico questo perché mi hanno contattato alcune persone e cercavano subito la soluzione magica, ma la soluzione magica non esiste neanche nella magia.
Esistono magari colpi fortunati che uno può pensare che è magia, ma quelle sono cose che solamente il divino può fare, no? Ma se no bisogna pianificare, puoi usare la magia, i vari riti operativi, e pensare che, come vi ho sempre detto, minimo ci vogliono 9 annullazioni. Poi vi ho sempre spiegato che al limite, se per casi urgenti, si può usare la Dagida e altri sistemi, ma chiaramente la cosa è più impegnativa, sia da parte del vostro operatore esoterico che praticamente anche da parte vostra a livello economico. Ma non dovete pensare assolutamente che con un circuito vi possa rimettere in sesto magari una vita disastrata o fatta piena di errori, cioè di sbagli di valutazione. Lo so, è duro accettare queste parole perché alcune volte uno pensa di non aver mai sbagliato, poi si volta indietro e vede che ha l'armadio pieno di scheletri e questo non funziona. Quindi, cari amici, quando contattate un operatore esoterico, non dovete pensare che con una consulenza voi risolvete i vostri problemi. Dovete pensare che con una consulenza magari l'operatore esoterico vi fa vedere dei tipi di soluzioni, chiaramente sempre se un operatore esoterico è valido. Perché come mi hanno insegnato a me ci sono i bravi e insomma quelli un po' scarsucci. Quelli un po' scarsucci chiaramente poi l'economia, il sistema economico li mette un po' in disparte, ma se no, se capitate da uno bravo o uno bravo, potete andare sul sicuro e anche lui vi dirà sicuramente quello che vi sto dicendo io, che non ci sono miracoli e bisogna fare le cose fatte con testa. Perché dico questo? Perché, ve l'ho già spiegato, ci sono stati alcuni che mi hanno contattato e pensavano che con un circuito o un sigillo si potesse rivoluzionare la vita. Ve l'ho già spiegato, un sigillo aiuta in determinate aree energetiche di una persona, fa molto, però il resto poi bisogna costruirselo, come hanno costruito Venezia. Bene, cari amici, queste due parole brevemente solo per spiegarvi che non si può sperare nei miracoli, ma qualcosina lo dovete mettere a posto voi. Il vostro Marietto per oggi ha finito la sua pillola. Vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard e al vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!